Pensiero del giorno. Venerdì 28 febbraio. Ascoltare. Farsi uno. Quando diventiamo uno, vogliamo certamente il bene. Per farsi uno è necessario essere vuoti di sé. Si pensa solo all'altro. Inoltre, non possiamo permetterci di pensare alle risposte da dare o alle azioni da compiere mentre amiamo, ascoltiamo il nostro prossimo. Al contrario, dobbiamo svuotarci completamente per assumere tutti i pesi dell'altro, i suoi problemi, i suoi bisogni, esattamente come ha fatto Gesù. Quando ci svuotiamo, dimenticandoci di noi stessi, sperimentiamo che lo Spirito Santo, magari attraverso il dono del consiglio, ci ispira la risposta da dare o l'azione da compiere. Allora l'altra persona si sentirà compresa e sollevata. Chiara Lubich, Scritti Spirituali 3, Cittanuova Editrice. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.